Buongiorno Italia. No, mi dicevo l'Italia, non i bau, altre robe. Cioè è un'espressione un po' generica, insomma, capisci? Allora, primo, denota la giornata di sole. Secondo, ho risolto uno dei miei grandi problemi che avevo in sospeso. Probabilmente questa cosa può essere utile anche ad altri tu. Allora, mettiamo subito le mani avanti che quello che io dirò vale al 100% per i telefoni Xiaomi, non so se vale per altri telefoni. Di cosa stiamo parlando? Allora, come sai, io uso il telefonino per fare il tethering al computer, no? Quindi se mi trovo al telefono con dei clienti mi cade la connessione a internet, non riesco a navigare in internet, no? Ciò significa anche che non posso, ad esempio, guardare una cosa su internet mentre metto in viva voce una telefonata. Questa cosa qui si chiama VoLTE. Per abilitarla, disabilitarla, sbloccarla, eccetera, c'è un codice da inserire nel tastierino del telefono, ossia il tastierino che tu utilizzi per fare i numeri quando chiami, no? Allora, ricordando di nuovo che l'ho usato sullo Xiaomi, non so se funziona in altri telefoni, approfondite questo codice magari incollandolo su Google. A me ha funzionato alla grande. Il codice è asterisco cancelletto 86 583 cancelletto asterisco, dopodiché premi il pulsante chiama. Spero di esserti stato aiuto anche con questa chicca e ci vediamo alla prossima. Buon Italia, io ho fatto il video che sarà già uscito, si chiama riprese notturne, credo lo chiamerò, e niente, deve aver qualche problema. Il rendering, ossia l'esportazione con Premiere Pro, mi va avanti ore, però è una bella giornata e niente, lascio il computer qua in modalità turbo a editare e i pannelli caricano a bestia e io vado a farmi un giretto col CP, vieni anche tu, andiamo a provare un po' di foto fatte con la GoPro, vediamo cosa succede. Poi ecco, Singano, ricordati, mettigli le foto, fagli vedere le foto fatte con la GoPro. Ok, mi ricordo. Allora CP, non c'è nessuno perché è ora di pranzo, quindi niente flexi e portiamo questo qua. Esatto, il CP libero, e se serve ho questo. Andiamo? Wow Italia, ho anche il wifi adesso, bello cazzo, buono, molto buono. Vedi Italia, se mi posso permettere di rinsegnarti questa cosina che avevo già spiegato l'altra volta. Allora è passata la polizia, questi non mi conoscevano e mi ha chiesto come mai col camper eccetera, gli ho detto che vivevo in camper da 3 anni, un po' non mi credevano, gli ho detto guarda, chiedi anche ai tuoi colleghi, mi conoscono. E insomma alla fine vabbè, mi aveva detto, tipo, ho fatto intendere del gradino, della serie che non si può star qua, non è un'area camper eccetera. Gli ho detto guarda, sono venuto spontaneo, cioè sono solo fermo, non ho niente di strano che sta facendo campeggio eccetera. Allora là l'hai visto che ha iniziato un po', no, a mettersi sulla difensiva, cioè, già là mi ha detto guarda che solo per il gradino potrei farti la contravvenzione. Allora là giustamente, ah no scusa te lo chiudo subito, hai capito? E quindi niente, tieniti sempre in simpatia alla gente, soprattutto quando non stai facendo niente di male, insomma, ecco. No, è morto lo skate, non funziona più. Proviamo a spegnere e riaccendere. Wow, bene, è andato. Vedi, fortuna l'ho preso su Amazon, così adesso gli faccio il reso, però intanto devo pedalare fino a là, cioè qualche chilometro.
Vedi, adesso sì che faccio attività fisica. Oppure scarico, adesso mi sta lampeggiando qua, ma mi pare strano, prima era al 60%. Andiamo a provare a ricaricarlo e vediamo se funziona dopo. Wow, 1,219, è sceso ancora. Porca miseria, io ho fatto anche tipo 30 euro. Tazzi che non ho fatto il giro lungo che volevo fare, porca miseria. No, funziona lo skater, è solo scarico. Comunque approfitto adesso di questo periodo ancora di quarantena di 3 giorni per formattarmi il PC e iniziare seriamente senza provare giochini, prendere virus, eccetera eccetera eccetera. Quindi me lo terrò bene per lavoro con poche app ma ben configurate, ben settate, eccetera eccetera. Quindi niente, passerò 2-3 giorni da nerd. Buongiorno Italia. Vedi, adesso ce ne può fregare di meno, ma vedi sti robi, no? Chiamasi anche alberi. Sai cosa fanno? Bravo, l'ombra d'estate. Chissà che si perda un giorno tutta sta mania di sradicare gli alberi, no? Perché fanno sporco, fanno foglie, eccetera, eccetera. E si lascia un po' di natura, perché voglio dire, insomma, il caldo, bene o male, è sempre esistito e da sempre è altrettanto esistito che l'essere umano, gli animali vanno all'ombra a ripararsi. Ma che ombra hai qua? Andiamo di qua, cane, andiamo a esplorare nuovi orizzonti. Cioè, guarda te se io devo star qua a puntinare le stradine di Jesolo. E d'altronde siamo ancora nel periodo di quarantena, quindi non puoi uscire dal comune, anzi non puoi neanche muoverti più di tanto, quindi insomma capisci. Però vedi, queste stradine qua ad esempio, per quanto magari le conoscessi, non le ho mai percorse a piedi, mai. Wow, guarda che alberazzo. Oh, ti insegno una roba frichettona. Allora, peccato che lo vedi anche più stretto nella GoPro, quindi è meno fricchettona la cosa. Però no, allora tu vedi questa cosa grande, no? Maestosa, alta, imponente, con tutte queste foglie, questi rami, no? È una cosa comunque viva, no? Cioè non avrà magari il suo sistema nervoso come un mammifero, però insomma è comunque una cosa viva. Tu la vedi, dici, inizi a giudicare, no? Inizi a classificare, no? È un po' come la storiella, no? Della mela di Adamo ed Eva, no? Che era il frutto della conoscenza. E perché? Perché loro, e tu anche in questo momento, in questo esperimento, stai guardando questa pianta e dici è bella, è brutta, è un albero, cioè soprattutto è un albero. Prova a immaginare a vivere senza il pensiero che questo sia un albero e ti ritrovi questa manifestazione di vita, ok? Perché stiamo parlando di una cosa vivente che ti lascerà a bocca aperta. Sì, non è una cosa frichettona facile da fare, perché ci vuole un bel po' di, diciamo, di allenamento, non è facile staccarsi così dal giudizio delle cose, no? Quindi dalla mente, dall'interpretazione. Guarda dopo al mete rachitiche messe là, sembra tipo sai quei quadri famosi, no? Che facevano alle colline di Siena, no? Che c'era sta collina con sti 3-4 cipressi, no? Tutti vicini. È uguale qua. È la rappresentazione iesolana, guarda che bello. Devi apprezzare ste robe. Poi guarda qua, io non li ho mai usati, ma sarebbe una cosa intelligente, no? Fare anche tutti questi attrezzi, perché vanno avanti per chilometri qua a Jesolo, sono sparsi un po', no, in tutta la città, però insomma ne trovi parecchi, no? Lungo queste specie di viete, di queste ciclabili. È una cosa importante, diciamo, finanziare l'attività fisica del popolo, no? Perché ne ripaghi meno dopo in assistenza sanitaria. Pensa anche in Ungheria, no? Ti ricordi quando eravamo nel lago di Balaton, no? Che c'era il parchetto con tutta la palestra proprio di tutti gli attrezzi, era bellissimo quello. Anche se quel giorno il pensiero di Singano era andargli a ciulare l'acqua, è stato comunque molto bello. Interessante. E qua CP? Ma guarda te quanti posticini che non conoscevamo. Andiamo a vedere di qua. Un hotel per formiche. Ma sti cubi qua però non piacciono mica, dopo, per carità, de gustibus ragazzi. Poi è tutta una costruzione, stanno costruendo a 1000, cioè tra un po' vedi il verde sparirà. Quindi questo vale per tutte le città, ovviamente, non per questa. Qual è il bello, no? Di visitare poi questi posti? Di cosa? Di vedere i condomini? Non si può far giocare gli aschi a pallone, giustamente, cioè già c'è caldo, sei in spiaggia, cioè fai giocare un husky a pallone in spiaggia, che è comunque un animale da neve, no? E ti schiatta. Hanno fatto bene a mettere il cartello. Accidenti, è pieno di sabbia perché hanno tolto le protezioni.
Vabbè, ci insabbiamoci, cosa devo dire? Andiamo a vedere le mer, così di prima mattina. Oblè. Sprofonda. Ehi. Che bello. Ah, CP, vieni, che puoi andare libero e felice come una farfalla. CP! Non è che un'idea, ci mettiamo qua senza fare niente, per non dire un caso, che è scurile, non si può dire un caso così, cioè, siamo comunque tipo in televisione, c'è un po' di quel che si dice. Se sta fermo un attimo è tutto un avanti e indietro, un tontonare. Rilassati cane, cioè se io ho fatto tipo 3 km lei ne ha fatti 10. La prima gelateria aperta, che non ho neanche soldi dietro. Sono un gelatino, me lo sarei mangiato volentieri. Sono aperti solo i negozi di prima necessità, come vedi, no? Poveretto magari ha bisogno di soldi, no? Quindi apre lo stesso, così. Però chi vuoi che passi? Che non ci sono neanche gli isolani, vedi? Non c'è proprio nessuno. Gli unici che vedi muoversi sono gli albergatori, i proprietari di ristoranti che vanno a far pulizie, a sistemare l'attività. Ah sì, io dopo devo passare in tabacchino a prendermi l'autocertificazione, perché sai che dal 4 si può fare le visite ai parenti, quindi volevo andare a trovare mia nonna che è una vita che non la vedo, e poi mia mamma e gli zii che abitano tutti là attaccati. Solo che c'è sempre un casino, cioè tu leggi 50.000 articoli e nessuno che ti spiega se sta autocertificazione devi avercela, cioè questa nuova del 4 di maggio, no? Oppure se te la possono fare come già succedeva quando ti fermano al controllo. Italia, so che non ti interessa, ma fino a quando non rilasciano un aggiornamento per Premiere Pro, qua per esportare un video ci vuole più di un'ora. Vabbè, non ti interessa, ma io voglio raccontarle ste robe, praticamente perché il Premiere Pro non supporta, al contrario di quanto pubblicizzano, la mia scheda video, e quindi non viene utilizzata la scheda video. Ragazzo, 4 maggio sto andando a trovare mia nonna e slash mia mamma e slash gli zii, perché abitano tutti nello stesso complesso, diciamo. Sono 3 case separate, ma sono tutte e 3 attaccate, no? Proprio letteralmente attaccate. Quindi vedi, faccio anche stavolta, anche in questo caso, uno spostamento 3 in 1. CP, a te ti molliamo in giardino? Ah, Italia, occhio, perché almeno qui da noi i comuni hanno bisogno di soldini. Infatti vedi già gli autovelox piazzati un po' dappertutto. E beh, da me ovviamente quei soldi non li avranno mai, anzi al massimo posso prendere la multa per intralcio alla circolazione, insomma. E vabbè, eccoci qua. Allora sono andato a trovare la nonna che da tanto non vedevo. Il CP è qua nella casa vecchia, te la ricordi, no? I primi video. Sì, perché come ti ho detto siamo tutti attaccati. Oh, la nonna mi ha battuto, si è alzata alle 11:30, porca miseria. E adesso è tornata a letto a dormire di nuovo. Porco cane. E mia mamma uguale, cioè non risponde al campanello, quindi sarà in letto anche lei. Va bene, dai. Ciao Pulmin, dal viaggio da Jesolo al paese dove sto io, ha iniziato a perdere gasolio davanti. Non riesco a capire, ho guardato bene con la lucetta che tubetto potesse essere, però vabbè. Vediamo stasera con lo zio. Ho approfittato per scaricare un po' di roba che non usavo o roba che mi servirà più avanti per quando andrò dal falegname da Mirko, e mi sono preso 2 libretti: Il disagio della civiltà e altri saggi di Freud, Le satire di Orazio, Metafisica di Aristotele, Il simposio di Platone, un libro sugli insegnamenti di Maometto. Maometto brigante! Moriti al tuo cancaro! Questo perché, pur non appartenendo a nessuna religione, non significa che non possa trarre insegnamenti o informazioni utili, formule, da altri pensatori. Le parole e le cose di Foucault.
Basta, e ho lasciato giù quelli che avevo già letto. Italia, non ho neanche filmato. Ah, che brutta persona. Praticamente sono andato allo zio, mi sono fatto il mini italianino veloce al camper, ovviamente per una cosa mi ha dato lui, che è un trucchetto per risparmiare un bel po' di gasolio. Praticamente abbiamo cambiato il tubo di scarico degli iniettori, cioè praticamente c'è un tubo che manda gli iniettori e il gasolio, diciamo, in più viene buttato fuori da questo secondo tubo e ributtato nel serbatoio. Così facendo il gasolio, invece di andare per terra, ritorna nel serbatoio, quindi è insomma un bel risparmio di gasolio. Dopodiché ho dato un'altra riregolata ai pneumatici. Adesso non ricordo se la volta prima erano state sbagliate le pressioni, perché i miei dovrebbero stare a 4,5, no? E quelli davanti erano a 4,1, tutti e due uguali, e quelle dietro tutte e quattro, le gomme dietro, a 3,1, cioè uguali, precise precise precise. E quindi niente, ho messo tutte e 6 le gomme a 4,5. E dopodiché finalmente, siccome non avevo la scala, lo zio mi ha prestato la scala, sono andato su nel tetto a vedere perché la retrocamera, quella che punta verso il basso, non funzionava, così ho approfittato per dargli una pulita alla lente. E praticamente niente, c'erano i cavi troppo stretti con le fascette, quindi sono state mollate le fascette, sono stati un po' risistemati i cavetti e li ho lasciati un po' più laschi, sempre con le fascette però più laschi. Bene, CP, che sia alla fine della puntata? È il suo modo di dire di sì. Caro il CP. Vabbè Italia, dai, ci vediamo alla prossima. Anche perché, scusa, ma mi dà proprio fastidio filmare dentro al camper con la GoPro, perché ho visto i video, non tanto quelli che ho fatto con questo nuovo programma, il Premiere, ma proprio gli originali, i sorgenti, quelli non compressi, cioè proprio così come vengono fuori dalla GoPro, che dovrebbero avere una qualità assurda. Cioè, in condizioni di scarsa luce il tutto è veramente penoso, proprio una qualità penosa, quindi mi rifiuto di continuare. Farò i video proprio se c'è proprio qualcosa di interessante da dirti e da farti vedere. Ah, no, fermo, una cosa importante, anche se forse meriterebbe un giorno un video a parte, no? Praticamente cosa è successo? Giustamente ogni tanto nei commenti c'è chi, tra virgolette, si lamenta quando magari parlo di filosofia piuttosto che di tecnologia, piuttosto che di chissà quale altra cosa. Questo perché purtroppo secondo me è nato un po' lo stereotipo delle puntine del mondo, che è un canale tipo per full timer, camperisti eccetera. Assolutamente no, le puntine del mondo non è mai stato questo. Le puntine del mondo inizialmente era un sito, e poi ovviamente anche il canale per fare i video, ma all'inizio il sito che ti mostrava e ti faceva conoscere nei dettagli, quindi soprattutto parcheggi, posti tattici taggati col GPS eccetera eccetera, dei posti più belli e meno conosciuti, no? Quindi i borghetti, le cascatelle, tutte quelle cosine là, no? Poi col tempo, quasi fin da subito, è nato il dietro alle quinte, no? Ossia i video fatti un po' così alla buona, che comunque non parlano dei posti, non fanno vedere i posti. In questi dietro alle quinte il messaggio, il succo di questo canale, di questa rubrica del dietro alle quinte è la libertà. Per libertà cosa si intende? Sostanzialmente è proprio stringi il faccio quello che voglio, che è il riassunto della mia vita. Quindi nel faccio quello che voglio io veramente non ho una scaletta di cose da parlare, non ho un tema soprattutto, quindi io vivo la mia vita, che può essere che vado a trovare l'amorosa, esco con gli amici, andiamo in un bar, piuttosto che andiamo a dormire in tenda o andiamo in giro in camper o parlo di filosofia o ti racconto un libro e via discorrendo. Quindi il vlog, il dietro alle quinte, attenzione, non è un vlog per camperisti né tantomeno full timer. Certo, dico sì che è giusto in qualche modo che ci sia stato questo fraintendimento, perché siccome a me piacciono molto i camper, cioè almeno mi piacciono i miei, mi piace vivere in camper, parlo spesso di camper, ci si trova, hai visto, spesso con gli amici, una volta con Fabio per fare le saldature, una volta dal falegname, una volta con Mirko per fare le robe elettriche, una volta con Michele, e quindi sì, ci sono state tante anche cose di manutenzione fai da te, però non è il succo del canale, cioè è stata una coincidenza che nella mia vita
è accaduto anche quello, però attenzione, non aspettarti mai quelle cose da questo canale. Le uniche cose che continueranno a esistere sono appunto le puntine, ossia vado in un borgo da solo con gli amici, quello che è, e allora lì ti faccio il video, ti racconto un po' di cose, ti faccio vedere e ti segno tutti i posti, i parcheggi, i rubinetti e tutte quelle cosine là, hai capito? Però attenzione, ogni giornata è a sé. Quindi non preoccuparti se per un giorno o due trovi temi di filosofia, perché poi dal terzo giorno troverai tutt'altro. Quindi non è che le puntine del mondo si orienta su questo piuttosto che sull'informatica, eccetera. Assolutamente no. È la pura libertà. È una cosa che secondo me andrebbe anche apprezzata, insomma, perché è proprio un reality vero e proprio, voglio dire, cioè non è un format, non c'è nulla di programmato, hai capito? Non esiste una scaletta dei temi, no, niente, libero. Ah, magari mi dispiace effettivamente per qualcuno, però io libero voglio continuare ad esserlo.